Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. L'aeroporto di Catania è chiuso fino a domani alle 16. Continuano dunque i disagi per i passeggeri in partenza e in arrivo da Fontanarossa, dove fino ad oggi sono saltati 700 voli con danni economici stimati da Esercenti tra i 12 e i 24 milioni di euro. Riaperto invece l'aeroporto di Comiso, chiuso fino a stamattina, scalo sotto pressione, passeggeri spaesati tra cancellazioni, ritardi e riprogrammazione dei voli. L'emergenza Etna riaccende lo scontro sulla gestione di Fontanarossa e rilancia il dibattito sulla privatizzazione della SAC. Sul caso interviene anche il ministro Musumeci, che ricorda la sua proposta di delocalizzare l'aeroporto già nel 1999. Prosegue l'attività del vulcano, almeno 3 le bocche alimentate da flussi lavici, il fronte più avanzato si attesta attorno a quota 1300 metri sulla Valle del Bove, una situazione costantemente monitorata dall'INGV di Catania. E intanto si continua a convivere con il caldo torrido e le notti umide. A Mazzara del Vallo sfiorati oggi 40 gradi, a Enna i 38 gradi, si ritornerà a respirare solo dopo Ferragosto. Aveva la colonna fratturata, i primi agghiaccianti particolari dopo l'autopsia eseguita da Agrigento sul corpo di Cristiano Giamporcaro, il giovane regista di Caltanissetta, travolto da un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque a Lampedusa. Calcio, i tifosi del Catania in piazza Spedini contestano la società, il vicepresidente Grella rassicura tutti sul futuro del club, in chiave mercato Ponzi ceduto alla Reggiana, la squadra invece prepara la trasferta di Parma. Ancora buonasera, in apertura gli aggiornamenti che arrivano da Fontanarossa, perché è stato prolungato fino a domani alle 16 lo stop ai voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, con la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La colonna di cenere ha raggiunto anche Malta e Tripoli, situazione dunque in continua evoluzione tra l'8 agosto e l'11 agosto, a causa dell'interruzione dei voli e dell'eruzione dell'Etna, sono saltati, pensate, tra mancate partenze, cancellazioni e spostamenti, circa 700 voli, mentre sono stati cancellati circa 400 voli. Il danno economico stimato da Esercenti si aggira intorno ai 12, si gira intorno tra i 12 e i 28 milioni di euro. Nella settimana di Ferragosto potrebbe anche peggiorare la situazione, mentre anche oggi nello scalo etneo è stata una giornata diciamo così, di passione. Il servizio di Emanuela Corsi. Passeggeri lasciati soli, alle prese con comunicazioni in ritardo e trasferimenti fai da te. Questa è la situazione questa mattina nello scalo etneo di Fontanarossa. Sono tanti i passeggeri che continuano a venire qui per chiedere informazioni sullo stato dei loro voli. Molti viaggiatori vengono informati del dirottamento della cancellazione solo una volta arrivati nel terminal. Alle 8:20 mi hanno detto: ci dispiace informarvi che il volo EasyJet è stato cancellato. Io sono andato al terminal, ho detto ci dovete pensare voi. Io ci devo pensare, cioè voi mi annullate un volo e ci devo pensare io da qua? Cosa vi hanno detto? Che non sanno. How is the situation here? Not good. Forse prendiamo un bus, andiamo a Comiso, nulla di sicuro. Non c'è solo la rabbia, ma anche la disperazione di chi non sa come spostarsi verso gli altri scali siciliani e attende invano un autobus su una panchina. A Palermo ora lei come ci arriva? Non lo so. Non gliel'hanno detto che c'è magari un autobus, qualcosa? Chi è Pullman? Non mi sento troppo stressante. You are going to Palermo? Yes, we tried, but Is there a bus or... all fully booked.
All fully booked. Oltre il danno, la beffa. Tutti gli spostamenti sono totalmente a carico dei passeggeri, alle prese non solo con i disagi, ma anche con spese extra. Come questo signore, che partirà da Napoli. Una camera di più, 220, poi la camera di questa sera sarà 100, il treno sarà 100, circa 100, la macchina è un giorno in più, 460 e è già abbastanza. Grazie Letna. Per fronteggiare i disagi provocati dalla chiusura dell'aeroporto di Catania per la cena dell'Etna, la Regione siciliana ha potenziato i collegamenti previsti nello scalo con treni speciali e un incremento dei servizi di trasporto su autobus per collegare appunto le principali città dell'isola, appunto dove insistono gli aeroporti. Cancellazione, ritardi, dirattamenti e riprogrammazione, tutto diciamo, dà una spinta all'aeroporto di Comiso, uno scalo però sotto pressione. Sentiamo il servizio di Veronica Barbarino. In questi giorni caldi per il turismo, le disposizioni di sicurezza a seguito dell'eruzione dell'Etna limitano migliaia di viaggiatori. La pressione per l'impossibilità di atterrare a Catania si riversa sugli altri aeroporti dell'isola. Comiso in particolare sta svolgendo un ruolo di supporto importante, ma le sue dimensioni e la capacità infrastrutturale rendono difficile la gestione di una quota significativa del traffico etneo. L'aeroporto Ibleo infatti ha solo 6 piazzole di sosta per gli aeromobili. Inoltre, per la vicinanza con l'Etna, subisce a sua volta blocchi e disagi operativi a causa dei residui vulcanici portati dal vento. Come la scorsa notte, quando le operazioni sono state sospese fino alle 10 di questa mattina. Nonostante tutto, dall'inizio dell'emergenza, lo scalo comisano ha accolto circa 120 voli e il governatore Schifani ha annunciato l'intenzione di investire nuove risorse per rafforzarne l'operatività. Ma tra cancellazioni, ritardi, dirottamenti e riprogrammazioni, a subire lo sconforto sono ad ora i passeggeri. Sarei dovuto partire ieri da Catania, il volo con Ryanair è stato cancellato. Alle 5:10 ero già all'aeroporto qua a Comiso, adesso attendiamo il volo che sarebbe dovuto partire alle 7:10, schedulato per le 14:40. Ieri dovevamo partire da Catania, alle 2 di notte Ryanair ci ha comunicato la cancellazione del volo per scoprire poi che quel volo non era stato cancellato ma era stato dirottato su Palermo. Sarà nostra cura procedere per vie legali anche nei confronti di Ryanair. Per chi deve viaggiare, la raccomandazione resta quella di verificare con la propria compagnia aerea le eventuali variazioni del volo prima di recarsi in aeroporto. Riaccende lo scontro politico sulla privatizzazione dell'aeroporto di Catania e sulla gestione di Fontanarossa da parte della SAC. Sul dibattito interviene anche il ministro Musumeci rilanciando una sua proposta del 1999 che pensava già di delocalizzare lo scalo etneo. Il servizio. L'Etna fa il suo mestiere da millenni, la SAC palesemente continua a non saper fare il proprio. Il deputato regionale dell'MPA Grande Sicilia Santo Primavera sferra l'ultimo attacco alla società che gestisce l'aeroporto di Catania, ancora alle prese con l'emergenza Cenere, che riaccende il dibattito sulla gestione dello scalo e sulla necessità di procedere con la privatizzazione della SAC. Una partita già aperta che torna al centro dello scontro politico proprio mentre crescono le critiche sulla capacità di affrontare le emergenze. MPA e Lega contestano da tempo la governance della società che gestisce Catania e Comiso. Non usa giri di parole il segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo PD in Commissione di Trasporto alla Camera, Anthony Barbagallo. Passeggeri abbandonati e nessun piano per collegare aerostazioni siciliane frutto di incompetenza SAC e Regione. Sulla vicenda interviene il ministro Musumeci che ricorda di avere fatto già nel 1999 una proposta per delocalizzare lo scalo di Fontanarossa in una zona distante da eventuali ricadute di cenere vulcanica. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto Musumeci. Sul fronte delle critiche entra anche Forza Italia con il capogruppo al comune di Catania Pier Maria Capuana. I consiglieri parlano di fallimento dell'organizzazione e accusano la SAC di non avere preparato adeguatamente Fontanarossa, un fenomeno che, per quanto imprevedibile nella sua intensità, non lo è nelle conseguenze. Ma dentro Forza Italia arriva la replica del commissario regionale Nino Minardo. No alla caccia delle streghe, dice, difendendo il lavoro di SAC e Regione e indicando come priorità il potenziamento di Comiso
e una maggiore integrazione tra gli aeroporti siciliani. Il PD punta il dito soprattutto sulla mancata programmazione. Di fronte a un'emergenza prevedibile come l'eruzione dell'Etna, non è stato predisposto alcun piano efficace per collegare gli scali siciliani e garantire assistenza e mobilità ai passeggeri. Sul tavolo resta anche la richiesta di Confesercenti di un vero piano B, trasferimento dei voli su altri scali, collegamenti terrestri straordinari, assistenza ai passeggeri e coordinamento immediato tra aeroporti, compagnie aeree, regione e protezione civile. E sulle polemiche politiche interviene anche il Movimento 5 Stelle con una nota della deputata regionale Stefania Campo, che dice: se un aeroporto strategico come Fontanarossa sorge accanto ad uno dei vulcani più attivi al mondo, non occorre essere indovini per prevedere che prima o poi la cenere vulcanica ne limiterà o ne impedirà l'operatività. Occorre semplicemente avere un piano serio, permanente e collaudato per garantire la continuità del traffico aereo, ed è qui che sorgono tutta l'approssimazione, la sciatteria e la negligenza con cui in questi anni è stato governato il sistema aeroportuale della Sicilia orientale. Ogni volta che l'Etna erutta, dice Stefania Campo, Catania entra in difficoltà. Migliaia di passeggeri vengono travolti dal caos e le attività ricettive subiscono valanghe di cancellazioni, come sta accadendo in questo caso. E già c'è chi immagina invece un aeroporto alternativo a Catania e a Comiso, è la società Shara Handling che ha annunciato l'avvio ufficiale della manifestazione di interesse per le aree e gli immobili nei territori di Barcellona Pozzo di Gotto, di Merì e di Milazzo, tutte nel Messinese, da destinare al progetto di un nuovo aeroporto internazionale del Mediterraneo. Secondo il CEO Fabio Bertolotti, l'iter burocratico di competenza della società è stato completato e sarebbe già iniziata l'acquisizione preventiva delle aree. Ma cosa sta accadendo sull'Etna? Ce lo spiega il direttore del Dipartimento Vulcani dell'INGV Stefano Bianca, che dice che l'eruzione è in leggera diminuzione. Ci dice tutto Lorena Dolci. L'Etna di agosto è un gigante che sputa fuoco dando spettacolo ai disagi. 4 bocche attive, il cratere voragine e 3 fratture laterali, l'ultima aperta ieri mattina. È un pennacchio di cenere che scompiglia i voli. Immaginate un tubo d'acqua che perde lateralmente. Invece di uscire solo dalla cima, il magma fuoriesce anche dalle spaccature, creando 3 colate che attualmente hanno raggiunto quota 3.000, 1.300 e 1.350, tutte in una zona desertica. Ma c'è il rischio che possano tracimare dalla Valle del Bove? Le colate laviche possono percorrere pochi chilometri e considerate che la Valle del Bove ha una lunghezza di 8 chilometri, queste colate possono fare 3-4 chilometri, massimo 5. Abbiamo simulato l'apertura di bocche nelle stesse zone con una durata di 10 giorni e le colate laviche raggiungono massimo la quota di 1.200-1.250 metri, quindi rimanendo all'interno della Valle del Bove. In questo scenario che ribolle di lava, come vedete dai video girati dalla guida Giuseppe Quaceci, in tanti ai piedi del vulcano si chiedono se possano aprirsi nuove fratture. La probabilità che si aprano altre bocche diminuisce molto di più passando i giorni. E già oggi dai primi dati che stiamo analizzando, quello che si osserva è che già è leggermente diminuita l'emissione di cenere e il campo lavico rispetto a ieri è in diminuzione. Primi segnali che il vulcano potrebbe finalmente mollare la presa. Ce lo auguriamo, intanto ricordiamo che l'aeroporto di Catania, proprio per la cenere, sarà chiuso fino a domani alle 16. E come se non bastasse l'emergenza Etna, c'è anche il caldo, ci attendono ancora giornate caratterizzate da picchi di caldo torrido e notti umide. Il primo break dell'estate arriverà solo dopo Ferragosto. Il servizio.
A Mazara del Vallo sfiorati i 40 gradi, seguito da Enna con 38,8, a Catania sono 35 gradi, Palermo 34,8. Ferragosto è ormai dietro l'angolo, la Sicilia nel frattempo continua a combattere caldo, afa e umidità, con temperature sempre più alle stelle. Anche oggi bollino rosso per 3 capoluoghi dell'isola, Palermo, Catania e Messina. Consigli e raccomandazioni per combattere il caldo? Gran parte dei siciliani si sono barricati in stanze dotate di condizionatore. Cene o aperitivi solo in locali climatizzati. Altro che stagione all'aperto, stiamo vivendo un nuovo lockdown refrigerato contro il virus del caldo soffocante. Molte persone, anche tra chi ha sempre dichiarato di amare l'estate, stanno uscendo stremate da questa quarta ondata di calore che sembra non darci tregua, con afa persistente e alto tasso di umidità, notti tropicali senza palme né musica di sottofondo. Ma il conto alla rovescia è cominciato, superata la boa del weekend di Ferragosto. Da mercoledì 19 agosto gli esperti annunciano venti atlantici, correnti fresche e perturbazioni in grado di provocare un deciso ricambio d'aria. Sarà quindi un Ferragosto ancora caldo, con qualche grado in meno, che lascerà posto al primo vero break di questa calda estate. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo della cronaca, primi agghiaccianti particolari dopo l'autopsia sul corpo di Cristiano Giamporcaro, il giovane 29enne travolto a Lampedusa da un gommone durante un'immersione. Aveva la colonna fratturata, dice l'avvocato della famiglia, che lancia un appello a chi ha assistito al tragico incidente. Il servizio di Rita Cinardi. Potrebbe essere stato il violentissimo impatto con il gommone a uccidere Cristiano Giamporcaro, il regista nisseno di 29 anni travolto mentre si trovava in immersione nelle acque di Lampedusa. L'autopsia eseguita sul corpo del giovane avrebbe restituito un primo dato significativo sulle conseguenze dell'impatto. A riferirlo è l'avvocato Sergio Iacona, legale della famiglia. È stata riscontrata la presenza di gravi fratture alla colonna vertebrale causate da un impatto violento, fratture che hanno innescato i meccanismi che hanno portato al decesso del povero Cristiano. Poi vorrei aggiungere che, sebbene sia la dinamica ormai abbastanza chiara ed evidente, comunque qualora qualcuno avesse assistito alla scena sarebbe utile che si facesse sentire dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Intanto prosegue l'inchiesta della Procura di Agrigento per omicidio nautico. Nel fascicolo risultano indagati come atto dovuto un uomo di 72 anni e una donna di 69, entrambi romani. Gli accertamenti dovranno chiarire nel dettaglio la dinamica di quei drammatici istanti nelle acque di Punta Sottile, dove Cristiano, che aveva segnalato la propria presenza con l'apposita boa, è stato travolto dal gommone mentre era in immersione. A Messina si sono concluse oggi, dopo quasi 2 settimane, le ricerche dei Vigili del Fuoco nella palazzina crollata nel rione Pistunina. Restano 2 i dispersi, un uomo e una donna, mentre sono 4 le vittime già recuperate. L'identificazione dei 2 dispersi potrebbe essere possibile grazie agli esami del DNA sul materiale biologico rinvenuto. Intanto è iniziato il lavoro dei consulenti della Procura, chiamati a ricostruire le cause e la dinamica del crollo e a verificare eventuali errori nella progettazione dell'edificio. Nei prossimi giorni è prevista anche la riapertura dei negozi nell'area rossa e nella strada statale che costeggia la zona. Adesso a Palermo, dove un uomo ha trovato la madre in camera mortuaria dell'ospedale Cervello con in faccia delle formiche. Secondo una prima ricostruzione, la donna di 86 anni, vedova di qualche anno e madre di 5 figli, si era sentita male mentre si trovava in casa, poi è stata portata nel pomeriggio di ieri in ospedale al pronto soccorso. Il figlio, tornato stamane nella camera mortuaria, ha riferito di aver trovato la salma con tante formiche in faccia e ora si valuta la presentazione di una denuncia. Adesso andiamo a Gela, dove avrebbe 16 anni il giovane accusato di aver aggredito con violenza, usando il casco, un poliziotto durante un evento musicale. Una reazione brutale adesso al vaglio degli inquirenti. Il servizio di GR Italia.
A appena 16 anni il giovane è accusato di aver trasformato una serata di festa in un'aggressione ai danni di un poliziotto. È successo domenica sera a Gela nell'area del Disco Village nel quartiere Macchitella. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sedicenne avrebbe tentato di entrare ripetutamente nell'area dell'evento in sella a uno scooter nonostante il divieto. La gente lo avrebbe fermato e richiamato al rispetto delle regole, ma la risposta, secondo l'accusa, sarebbe stata immediata e violenta. Il ragazzo avrebbe colpito il poliziotto con forza direttamente al volto, probabilmente utilizzando il casco che aveva con sé. Un colpo particolarmente violento che avrebbe provocato alla gente una frattura al setto nasale e un vasto ematoma all'occhio. Una scena che ha fatto scattare immediatamente l'intervento degli altri operatori presenti e gli accertamenti sul giovane. Per il sedicenne, già sottoposto a un provvedimento della procura per i minorenni, è stato disposto l'obbligo di permanenza nell'abitazione di famiglia. Domani il giovane comparirà davanti al GIP del Tribunale di Caltanissetta per l'udienza di convalida. Deve rispondere delle accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Un episodio che colpisce anche per l'età dell'indagato. Solo 16 anni e già accusato di aver reagito a un controllo delle forze dell'ordine con una violenza fuori dal comune. La vicenda è stata denunciata pubblicamente dal sindaco terenziano Di Stefano e arriva in una città dove nelle ultime ore si è susseguita una preoccupante sequenza di episodi violenti. Prima l'aggressione al poliziotto, poi il giorno successivo un operaio ferito a coltellate nel cantiere di Via Tevere e 2 giovani colpiti con armi da taglio sul lungomare. Un'escalation che riaccende l'allarme sulla violenza giovanile e sulla sicurezza nelle strade e nei luoghi della movida. Adesso andiamo a Trapani, dove è stata rigenerata una piazza che fino a qualche anno fa era una piazza di spaccio e di degrado. Il servizio di Laura Spanò. Dal luogo di spaccio e di degrado dove si nascondevano paura e illegalità al luogo di rinascita dove una parte speciale la decide lo sport. È la nuova storia di Via del Cipresso a Trapani, dove da oggi si allenano i sogni. Inaugurato illumina il primo spazio del progetto del Sud Italia, un luogo restituito ai cittadini, ai bambini e alle famiglie, un luogo che proprio nei mesi successivi alla candidatura del progetto un'indagine giudiziaria aveva rivelato essere una consolidata piazza di spaccio, simbolo di una profonda fragilità sociale. In quell'occasione, nel corso di un blitz, i carabinieri di Trapani smantellarono un fiorente mercato di cocaina. Oggi quello stesso spazio ha cambiato volto, dove prima c'erano degrado e illegalità, risuonano i palloni che rimbalzano sul parquet, gli applausi per l'evoluzione di freestyle, l'energia dei calisthenics e soprattutto le risate dei tanti bambini del quartiere. Tutto questo sa di nuovo inizio. Illumina non è solo uno spazio sportivo, è una scelta. È l'idea che lo sport possa arrivare prima del disagio, che un canestro possa diventare un punto di riferimento, che una sbarra per allenarsi possa trasformarsi in un appiglio per il futuro. È la dimostrazione concreta che investire negli spazi pubblici significa investire nelle persone. A Trapani è accaduto. Adesso ad Agrigento una serata di musica, spettacolo e tante risate al Teatro Efebo, protagonista Pino Minio, finalista dell'edizione di Io Canto, insieme a Sasà Selvaggio, un servizio di Davide Sarto. Una serata tra musica, emozioni e comicità al Teatro dell'Efebo di Agrigento. Protagonista Pino Minio, finalista di Io Canto Senior, il talent show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e dedicato alle grandi voci adulte. L'artista ha regalato al pubblico un concerto intenso e coinvolgente, proponendo alcuni dei più celebri brani della musica italiana e internazionale. Nel corso della serata Minio ha interpretato, tra gli altri, successi di Gino Paoli, Zucchero, Joe Cocker e Fausto Leali, mettendo in evidenza le proprie qualità vocali e la capacità di spaziare tra generi e repertori diversi. Mentre cammino a piedi nudi dentro Sul palco anche il comico Sasà Selvaggio per una serata condotta da Maria Portella e inserita nel cartellone estivo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Tra i momenti più intensi, un Mare di Speranza, brano dedicato al dramma degli sbarchi di migranti sulle coste siciliane. E in chiusura non è mancata l'ironia di Sasà Selvaggio, che ha strappato una risata anche sulla crisi idrica di Agrigento, una battuta amara ma fin troppo vicina alla realtà. Poi me ne sono andato in gabinetto e c'era scritto c'era scritto non tirare l'acqua nello sciacquone che manca l'acqua ad Agrigento.
No, per il rispetto. Allora io pensavo, che faccio? Faccio la pipì e non la tiro, in modo che aspettano 2 o 3 pipì e poi tiriamo l'acqua? Vabbè, dai. E dopo questa pagina divertente, anche piena di musica, ci fermiamo per una piccola pausa. Subito dopo parleremo della protesta dei tifosi del Catania in Piazza Spedini. Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio. Oggi pomeriggio protesta dei tifosi del Catania in Piazza Spedini, i tifosi contestano la società dopo la mancata fideiussione, poi sono stati incontrati dal vicepresidente Grella che li ha rassicurati sul futuro del club. In chiave mercato invece Ponzi è stato ceduto alla Reggiana mentre la squadra prepara la trasferta di Parma in Coppa Italia. Servizio di Sergio Colosi. Promesse da milionario, gestione da dilettanti e lo striscione esposto in Piazza Spedini da circa 500 ultra del Catania per manifestare contro la gestione del club di Pelligra. Il vicepresidente Grella ha incontrato una delegazione di tifosi che ha ricevuto rassicurazioni su futuro, programmi e ambizioni della società. Grella è poi sceso in piazza assicurando che c'è la stabilità economica e che nelle prossime ore sarà depositata la fideiussione. Inoltre ha annunciato che compreranno il vecchio logo del Calcio Catania. Intanto sul mercato, dopo la rescissione con Di Noia passata al Gubbio, è stato ufficializzato il trasferimento temporaneo di Fabio Ponzi alla Reggiana, con l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Le uscite non si esauriscono qui, in partenza il difensore di Gennaro, che non rientra nei piani tattici di Longo. A Cicerelli, al quale era stato proposto un prolungamento di contratto, il Pescara ha offerto un biennale, l'accordo sembra vicino. Al club abruzzese piace anche il portiere Dini. Per Gimenez l'Avellino ha proposto 250.000 euro più il cartellino di Cosimo Patierno. Il Catania vorrebbe far valere una clausola rescissoria valida sino al 15 agosto di 500.000 euro per i club di categoria superiore. La squadra intanto prepara a Norcia la sfida di venerdì in Coppa Italia al Tardini contro il Parma. Ancora una piccola pausa. Rientriamo in diretta nell'ultima parte del nostro telegiornale, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque per questa edizione del nostro TG è tutto, non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di serata a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.